Va ora in onda Rebelot. Rebelot Banzai, Rebelot del mercoledì 19 giugno 2019, 16:37. Marco Pinti dietro il microfono. Special guest della Fezio Giro, accanto a me Davide Chiurazzi. Ciao Davide. Ciao caro, grazie, ma che special guest? Per me è un onore stare con te, è un onore. Guarda che io devo dire la onore. verità. No, io devo dire la verità. Vai. Secondo me, Sì. io non so nessuno, però tu sei uno dei più bravi, ma non solo qui a RPL, ma lo dico sinceramente. Grazie. Farei strada e poi mi saprai dire. Per il momento sono contento di fare un mucchio di sentieri che sono anche meglio della strada a volte, ma grazie Loris e grazie Davide, perché tu sai bene, uno, che il caldo mi fa cambiare i nomi alla gente, ma il secondo punto è che io i complimenti basta, mi sciolgo. Ti sciogli. Sì, e sono già morbida creta nelle tue mani, figurativamente, giusto? Me lo Perché auguro. purtroppo siamo entrambi ancora così, Ma tristi. purtroppo per la moda che c'è in questo Ma siamo periodo. tristi, Sì, siamo sì. ancora... Io sono affezionato e abituato, sono attaccato alle vecchie maniere, a fare la corte alle donne, peccato, a fare però, l'amore con le donne. Che brutta abitudine. Davvero, anch'io sono così schifosamente eterosessuale a volte. Sì. Non chiediamo niente dietro al vetro dove c'è Giulio Cesare Carnelli. Per lui vale un po' la regola per i soldati americani, che non si chiede l'orientamento sessuale, come si dice, la legge si chiama don't ask, don't tell, non chiedere, non dire, ed è più o meno una buona linea con Giulio Cesare. Ti saluta subito Stefano Del Brembo, il più veloce dei nostri affezionatissimi affeziogiristi. Ciao Stefano, grazie. Rebelot Bonsai si chiede. Ringrazio l'Anonymous, il mio autore di Trieste. Io lo cito ogni volta perché non me ne sono ancora fatto una ragione. Io ho fatto il voto per il voto. Se la Lega avesse preso più del 33%, solo musica giapponese per 3 mesi, ma l'Anonymous ha fatto il voto per il voto, che se la Lega avesse preso più di quello che in effetti ha preso, ogni giorno ci deve pubblicare una foto piena d'amore di Greta Thunberg. Ah, che culo. Sì, si che può culo, dire. che culo, Che culo. Peraltro Greta Thunberg, che ha la facciazza di tutti i suoi detrattori, ha portato a casa una pagella coi fiocchi. Sì. Tutti 10, bravissima. Sì, poi bisogna vedere fino a che punto. Il dietrologo, eccolo, sì, il populismo, ecco. Sì, Ma non bravo. possiamo mettere un po' di buonismo in questa radio? Possiamo inserire... No, ma sono voti meritati. Perché non mi hai fatto finire di parlare. Ecco, Sicuramente sono voti meritati. Scusami, tutti 10. Anzi, io avrei messo anche la lode. Perché... Anche la lode, no? vedi? Perché? Sì, per l'impegno. Posso dire una roba? Per le trecce. Basta che sia buona. No, ma assolutamente. Non lo so questo. Io voglio portare un po' di gramellini su Radio Padania. Io ho visto in questo periodo, che è il periodo delle pagelle, tra l'altro salutiamo anche i laureandi, no? Che oggi hanno affrontato il primo dell'esame di maturità, il primo esame, quindi in un bocca al lupo a tutti. No, vedo in giro per Facebook, no, tanti padri che orgogliosamente pubblicano le foto delle pagelle dei propri figli, no? E vedo che ci sono tanti 10. Allora, quando andavo a scuola io, lascia stare che io andavo a casa contento col mio 6. Sì, okay. Era già buona, era un motorino il 6. Una marca di motorino. Però sbaglio o noi come bambini, cioè o i bambini di adesso sono diventati più bravi, oppure i professori sono diventati i maestri, gli insegnanti sono diventati più buoni, perché quando andavo a scuola io
prendere un 10 era veramente molto faticoso. Sai, Facebook secondo me ti fa vedere solo quelli che prendono tutti i 10. Se tuo figlio prende la pagella e portava a casa, io non so se l'avrebbe. Allora, ai miei tempi, se ci fosse stato Facebook, io avrei pubblicato orgogliosamente la mia pagella dei 6, perché per me era un successo. 6 e mezzo era un successo. Ma eri anche tu uno di quelli, diciamo, da zona salvezza, che sì, facevano maggio a studiare, per recuperare tutte le materie. Assolutamente. Poi la salvezza è la più bella, è la soddisfazione poi quando la porti a casa. Sì. Io non invidio i 100, quelli che hanno preso, perché ai miei tempi c'era 100, ai tuoi tempi c'era 60, giusto? Alla maturità, 60. Esatto. Sì. Quelli 42 io. 42, la soglia di 40. Era 40, io 65, anche tu salvezza proprio. Sì, proprio. Però quel giorno lì. Però vedi, anche alla mia mamma e al mio papà dicevo, ascolta, il minimo è 40. 42 vuol dire che non sono proprio un cane, ma poco di più. Anch'io mi rapportavo con mia madre come gli allenatori di calcio di una squadra in difficoltà. Cioè, l'obiettivo stagionale era la salvezza, la squadra io credo abbia giocato bene, alla fine abbiamo portato a casa una bella prospettiva per l'anno prossimo e quindi è lì, è stato il calcio a salvarci. E poi forse c'era anche dell'antipatia da parte dei professori, perché questa ci stava, no? Questa è un po' come quando l'allenatore dice che l'arbitro esatto. Alcune decisioni ci hanno sfavorito, vabbè. Quello è un falso storico, Poi figurati quelli che hanno la passione della politica, sempre professori comunisti, possibile? E se loro sono di sinistra, sempre professori fascisti. Come fosse strano? Ecco, bravo, questo è un altro punto a mio sfavore, diciamo. Io ai tempi ero un paninaro, quindi ero additato, giustamente anche, in una collocazione politica ben precisa, progressista, no? E quindi sì, esatto. Tolleranza ai paninari. Assolutamente, tolleranza, vogliamoci tutti bene, sei mio fratello. Bob Marley, paninari. Esatto. Roba, ecco. E quindi, voglio dire, davo colpa anche un po' a quello, il professore che mi additava e diceva tu sei un paninaro, quindi... Ma come si vestiva un paninaro? Ma questa è una domanda retorica, perché lo sai perfettamente. No, io non lo so. Tanto è cambiato qualcosa dall'altra parte del vetro, ma va bene così. Non so se è meglio o in peggio. Cuffia, sei gentile, perché è la tua età. Dopo un'ora ho capito che era spenta. Adesso funziona. Adesso funziona. No, forse proprio ce l'hai scarica. Io ti do questa notizia. No, vabbè, ma io vado avanti. Sì, anche perché non stiamo prendendo telefonate, stiamo facendo i fattazzi nostri. Beh, come si vestivano i paninari? Dai, voglio dire. Io non lo so. È risaputo. Io sono nato nell'85. Timberland come scarpe. Le calze erano rigorosamente Burlington, quindi quelle a rombi particolari. Sì. Poi i jeans c'erano gli americanino, mamma mia, Armani, insomma. Sì. Doveva essere pettinato anche il poi jeans. La camicia a scacchi. La camicia sempre. La camicia, sì. Sempre. Sì, sempre. O maglietta. E poi vabbè, voglio dire, in inverno non potevi non avere il Moncler o il Levi's, sì. Sotto. Sì. Insomma, tutte queste piccolezze. Però la cintura rigorosamente il ciarro. Questa però era proprio una divisa. Dopo non ci sono più stati così rigidi. No, assolutamente. Questa era un samurai da questo punto di vista. Dovevi avere tutto al suo posto. Sì, lo Scott in alternativa al giubbotto invernale. Non ti preoccupare di cosa succede. No, ma è bello perché si stanno facendo. Ma capita anche quando sono in trasmissione. Che, guarda, si fanno i pattazzi loro proprio. Sì. No, ma vieni in diretta. No, ecco. Che mi chiama il centralino. Hai ragione, Giulio, ci mancherebbe. Mi dice, ma qualcuno della radio ha lasciato un documento. Guarda. Gli unici sconvolti ospiti che possono essere i documenti saranno ospiti con Davide Chiorati. Infatti, è il mio ospite che ha lasciato il documento. È il tuo ospite che salutiamo. Salutiamo Stefano Berti. No, tra l'altro lui è un personaggio importante in un'altra radio, RTL, l'ho avuto ospite oggi. Perché hai portato qua? Non ti bastiamo? Perché? Ti servono i documenti per io porto gli ospiti di altre radio a testimonianza di quanto noi siamo liberi e siamo fortunati a fare un po' quello che vogliamo. Giusto. Io che sono un amante della radio, io sono in primis un ascoltatore, qualsiasi radio, perché a me piace la radio e poi ho la fortuna di averla fatta magari in altre radio e di farla qua e sono orgoglioso, però devo dire, la libertà, e lo dico e lo dirò sempre,
che ho qui a RPL non l'ho avuta e non l'avrò magari. Ma non c'è da radio. nessun'altra Assolutamente. parte. E quindi sono contento. Quindi il fatto di portare uno di RTL piuttosto che uno di, che ne so io, di 101 o di R101 è sintomo di libertà. Qui il rapporto con l'autorità, che è il direttore Giulio Cainarca, è proprio, tornando alle metafore di prima, più o meno genitori, lui, figli adolescenti noi. Nel senso, ogni tanto ci bussa alla porta, Marco, Sammy, cosa state facendo oggi pomeriggio? Niente, sentiamo politici importantissimi, ciao, dobbiamo fare, e quindi noi ce la capiamo. Scusa, sto guardando i tuoi messaggi, giustamente un tuo ascoltatore dice come, no, questo la Zundap dice che la Zundap 125 assolutamente citata, come mezzo di trasporto, da Max Pezzali, correttissimo. Poi c'erano i Roy Rogers come jeans, assolutamente, però caro amico, gli 883 inteso come gruppo musicale e Max Pezzali sono arrivati leggermente dopo. Era già il 90. Assolutamente, esatto, era il 90, quindi il 90 era già più l'epoca degli Yuppies. Degli Yuppies, lui è a cavallo tra i paninari e gli Yuppies. Esattamente. Mentre Jerry Calà era uno Yuppies. Uno Yuppies, sì, mentre sì. Un paninaro? È un pochino prima. Prima chi è che c'era prima? Beh, c'era proprio il personaggio, ai tempi andava Faletti. alla grande drive-in e c'era il paninaro che non mi ricordo faceva più. Faletti. No, non era Faletti. Prova a guardare, sto dicendo a Giulio Cesare Cardelli che non ha niente da fare, prova a guardare per piacere. No, non mi viene in mente. Adesso lo troviamo subito grazie ai potenti mezzi di Google. Paninaro, drive-in, e lo scopriremo in diretta. Eccolo qua, Enzo Braschi che faceva il paninaro di drive-in. Comunque, come fare ad abbonarsi su Radio Padania? È facile, andate su radiopadania.org e lì ci sono tutti i bottoni. Beh, una bella spiegazione, assolutamente. Lì ci sono tutti i bottoni. Andate un po' così ad minchia, che è precisa come va bene. Prima o poi troverete abbonati a Radio Padania. Va bene, pensa alla noia della spiegazione di come ci si abbona, alternativa a quella che ho appena fatto. Andate sul sito Radio Padania, poi lì trovate un primo bottone, girate a destra, superate l'edicola e c'è un parco pubblico, lo attraversate e a quel punto lì, no, scherzi a parte, sito di Radio Padania, bottone abbonati, cliccate, c'è un modulo facilissimo da compilare. Quello che ci serve è il vostro IBAN per avere 8 euro al mese, che sono tutti i soldi che vi chiediamo. Ecco, una cosa importante da dire, che non ci sono vincoli, cioè se voi lo volete fare per un mese, o meglio, fate l'abbonamento, dopo un mese vi stufate perché il Davide Chiurazzi della situazione vi è antipatico piuttosto che Giulio Cesare Carnelli, che è più probabile, è vero, che è più probabile, voi potete revocarlo in qualsiasi momento. Cioè, è una cosa importante, non avete vincoli di tempo. È molto facile revocarlo, diciamo, assolutamente, una cosa intuitiva. Dovete mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno a San Marino, a un indirizzo che vi diremo per conoscenza anche alle isole Cayman, giusto così, dove abbiamo tutti i nostri amici, poi una al Cremlino che ci finanzia, come voi ben sapete, e poi quando vi arrivano tutte e tre le ricevute scusami, hai omesso l'ultimo passaggio da ieri. Chi ci manca? L'America. Ci finanzia. Devi fare un passaggio, una raccomandata anche alla Casa Bianca. Ma che bello. Dopodiché siete liberi. Dopodiché. Solo dopodiché. Allora, abbiamo una decina di minuti per farvi la domanda di oggi dell'Affezio Giro. Dovete rispondere al 346 642 7756, WhatsApp o SMS. Oggi è facile se siete degli ascoltatori affezionati, perché parliamo di voi. Ci dovete dire chi è l'ascoltatore che interviene al filo diretto che preferite e poi perché. È chiaro che quello che interviene una volta in 10 anni, no, però ci sono alcune voci che io poi chiamo gli editorialisti di Radio Padania, no? Marco D'Amantova, Pagani, la Lisetta. I classici. I grandi classici di Radio Padania. Classici. Quale di questi voi quando passa in onda dite c'è la Lisetta, aspetta che l'ascolto. Allora, intanto abbiamo già i primi che sono arrivati. Allora, io mi permetto di rispondere anche. Scusa Davide, ma la Salta fosse venuta prima? Sì, la Salta fosse venuta molto prima. Tieni presente che con la Salta fosse io mi stavo ammazzando. No. Però ero un ragazzino, avevo 12 anni, no, forse anche meno, quindi sì,
la Salta fosse venuta molto prima. Sì, mi stavo ammazzando perché ne ho comprata una usata e mi ricordo ai giardini pubblici ora di Indro Montanelli, in una discesa mi è rimasto in mano il manubrio, quindi poi l'epilogo te lo faccio solo immaginare. Non è un bel momento. No, non è Cosa stato un bel pensi in momento. quel momento? E da lì poi sono diventato quello che sono diventato. Hai iniziato Quindi a Radio Padania. ho preso la botta in testa. Era normale via. prima. Prima ero normale. Uno normale. Prima ero normale. Allora, stanno arrivando. Allora, il più veloce di tutti è stato Daniele da Parabiago, che oggi prenderà 5 punti grazie alla sua velocità. Secondo Manzoni 3 punti. Terzo Raul da Cesano Maderno con 2. Ma continuate a scriverci chi sono gli ascoltatori, quelli che telefonano più spesso, insomma quelli più riconoscibili, che quando telefonano voi siete felici di sentirli per 1000 ragioni. Se volete anche spiegarcele queste ragioni, ovviamente ci fa piacere. Il più veloce è stato Daniele da Parabiago, che ha citato Pagani. Ciao, certo. Ciao Daniele, ciao Pagani. Ciao Daniele, ciao Pagani. Pagani che ogni tanto circunnaviga la querela con eleganza. Però Pinti, dire. Però Pinti mi devi spiegare, perché un ascoltatore si ricorda di quando hai spiegato come collegare l'antenna alla radio. Se l'ha scritto in modo ironico vuol dire che l'hai, cioè appunto, collegare l'antenna alla radio. Come l'hai raccontata? No, allora, c'è questo. No, perché se l'hai spiegato come si spiega il bottoncino sul sito, vai di qui di là. Vabbè, avete capisco. capito, dai, andate su radiopadania.org e vi abbonate. Se sto qua a spiegarvi la roba della fava, poi vi annoiate tutti. Allora, io avevo detto il rimedio della nonna, cioè in alcuni casi funziona. La radio magari ha il segnale disturbato, non chiedermi come funzioni, ma se tu prendi un filo e lo fai scendere perpendicolare alla radio, l'onda senza attaccarlo si sistema. Vabbè, lo devi attaccare magari. Ma non è che tu, non so, ma io l'ho sei visto un paragnosta. Più che paragnosta sei un paraculo. Quello sì, anzi vice segretario dell'Associazione Nazionale. Tu tecnicamente prendi un cavo. Sì, un filo. Un filo elettrico, un cavo elettrico. Può essere anche non elettrico. Di nylon penso che non succeda. Non di nylon, insomma, deve avere una sua robustezza, una sua forza, diciamo. Non deve essere un cavo conduttore, no, un filo. Meglio che sia un cavo conduttore. Meglio. Beh, già ci stiamo perché tu io ho intuito nei tuoi occhi una conoscenza tecnica tale che tu hai la spiegazione di questo fenomeno. No, non ho la spiegazione. Io la vivo con stupore primordiale e con lo stesso stupore ve la riferisco, nel senso che per me è una questione di questo tipo. Allora, dicevamo Pagani, primo in classifica con Daniele Parabiago, poi Manzoni è arrivato secondo dicendo Cosmo Mitrano, che prende il voto di Manzoni. Non sono voti, si fa per parlare, giusto così, per fare due chiacchiere e notare come, io non so se si sono mai conosciuti Raul da Cesano Maderno e il suo intellettuale di Radio Padania preferito, che è Mauro da Reggio Emilia, però sappi, Mauro, che per Raul tu sei l'editorialista di punta. Non so perché. Vedi? Mauro da Reggio inizia sempre, ciao Marco, vedi? E poi abbiamo... Invece un altro ascoltatore segnala che ai tempi andava di moda anche il caballero, mi sembra, che ha inviato... Siamo tornati ai paninari. Siamo tornati, all'epoca. Il caballero è vero e, se ben ti ricordi, non era solo una moto, e qui mi taccio. Io non c'ero, io sono del 1985. Ma io lo sto raccontando all'ascoltatore. Sì, tu non c'eri. Io non c'ero. Caballero... sicuramente il nostro regista saprà, non era solo una moto. Cos'era? Sto registrando chiedo al Google. Cioè, ragazzi, veramente siete... Guardate che la generazione, nemmeno la mia, quella dopo la mia, ha inventato il Google, quindi caballero... Quella dopo ancora. Esatto. Sei giovane, ma non... Caballero, cos'è? Cos'era? Tu lo stai cercando. Caballero... Era un giornalino porno. Ai tempi era il nostro YouPorn. Ma sai che io ho fatto in tempo, lo rivendico con orgoglio, ad avere per le mani i primi giornalini porno? Avevo 14 anni nel 99, quindi internet stava iniziando a... Nel 99? Sì. Non c'era ancora tutta la scelta che era costoso. Esatto. Quindi io ho fatto in manovrarsi con internet. Ma io lo facevo per cultura. Cultura generale. Certo. Disegni manga disegnati bene, oppure queste foto di queste signore che facevano, insomma, queste attività aerodinamiche. Anche per Giuseppe da Treviso, l'illuminante Pagani,
E ancora anche per Daniele da Parabiago, che motiva un mix tra saggezza e una giusta dote di pesciain del cul, metaforicamente parlando, ci scrive il nostro amico da Parabiago. E poi a me piace un sacco Nicolò, forse si chiama, non ricordo, l'urlatore chiama, purtroppo spesso lo tagliate. Vedi perché serve questo spazio, perché a questo punto non lo taglierò mai più, se so che l'alla per te, Nicolò, e poi aggiungo, scusa, e i cremini ve li ricordate? Diciamo che stiamo parlando gelati. Di tutto. No, i cremini sono dei cioccolati, un cioccolatino cremino, praticamente all'interno c'era questa crema, il cremino. Anche però per... buoni, tra l'altro io sono goloso. Anche per l'Anonymous e Nicolò da Padova. Ti hai mai chiamato in diretta Nicolò da Padova? No, anzi adesso mi fai un avrà. appello? Beh, ci sono rimasto male. Tu togliti le cuffie quando chiama, perché tanto si sente direttamente da Padova. Sì, non c'è però devo dire che io non per motivi particolari, però è difficile che prendete fate, perché io faccio un'ora alla settimana, parlo di tutto e di niente, tipo oggi abbiamo avuto al telefono Vittorio Brumotti, quindi abbiamo parlato di questa sua iniziativa con la FAI, che è in giro in bicicletta, si sta facendo 1300 km, circa 150 km al giorno. Sì, beh, in bicicletta siamo buoni tutti. Ma sì, bravo. Fanne 30 a piedi. Bravo. Brumotti, vieni a sfidarmi sul campo senza il tuo biciclide. E quindi diciamo che in un'ora e poco meno riesco a dare poco spazio agli ascoltatori, mi spiace, ma purtroppo è una necessità quasi. Manzoni tocca Matassi. Anche Matassi. Io mi unisco a Matassi. Il signor Matassi, poi c'è chi ci fa notare rivista porno, abbiamo capito, non c'è problema. Questo posso garantire, perché io grazie a Caballero uso gli occhiali. Sì, perché era vera quella cosa della miopia. Diciamo che era vera. Pagani anche per Luisa, Nicolò da Padova e poi la signora Varina, dice Nico, che bisogna dire, è molto che non chiama. E intanto Nico, non so se anche oggi, guarda, lui ha mandato 2 SMS in tutta la sua vita a Radio Padania, oggi per dire alla signora Varina, l'ultima volta era quasi un anno fa, 5 settembre 2018, per dirmi che stava lavorando con le api sul Monte Grappa. Ecco, nel frattempo un ascoltatore ci sta dicendo che abbiamo detto una cazzata, o meglio, ho detto io una cazzata, che i cremini, comunque scusami, hai ragione te che erano i ragazzi bene di Torino, ben vestiti e quant'altro, però erano anche dei cioccolatini. Io che sono goloso, erano entrambe le cose. Io me le ricordo, però io avrei mangiato più i cioccolatini che non i ragazzi ben vestiti. Lì abbiamo capito che entrambi purtroppo abbiamo ancora queste ritrosie, no? Sì, ancora sì. Mi dispiace, è dura. Grazie a Davide Chiurazzi, tra poco calcio, poi Spazio Parlamento. Oggi parleremo di, vedete un po', problemi del sonno. Sì, per il Parlamento si occupa anche di problemi del sonno, poi Salvini e poi un bel filo diretto, perché intanto di serio sta succedendo un sacco di roba e se vogliamo sentire le vostre voci, peraltro invocate in questo pre-Rebelotta. Tra poco. Grazie Marco. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La bambola cult che ha sconvolto intere generazioni torna al cinema più terrificante che mai. E ora vuole giocare con te. Dobbiamo fermarlo! Dai produttori di It, La bambola assassina, dal 19 giugno al cinema, in anteprima mondiale. Buonanotte, Andy. La situazione non è buona, Richard. Probabilmente ti rimangono 6 mesi. Rompi le regole. D'ora in poi faremo le cose in modo decisamente diverso. Vivi il presente. Voi avete un'occasione. Afferratela, fate la vostra. Con il candidato all'Oscar, Johnny Depp, arrivederci professore. Dover dire addio sarà complicato. Dal 20 giugno al cinema. Amici, ora faremo un viaggetto. Vacanza! Disney e Pixar presentano Forky è il giocattolo più importante che Bonnie abbia al momento.
Allerta! Jesse, Buzz, Bo, Rex, Mr. Potato. Insieme in un'avventura straordinaria firmata Disney Pixar. Salviamo un pocchetto. Toy Story 4 dal 26 giugno al cinema. Tratto da un'indimenticabile storia vera. Ci sono momenti in cui lo guardo, questo ragazzo che ho cresciuto, che credevo di conoscere profondamente, e mi domando chi sia. Steve Carell, Timothy Chalamet. Ho ancora una famiglia. Voglio che siano fieri di me. Beautiful Boy, dal 13 giugno al cinema. Al quarto minuto la Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes, Donatimiento riparte, è proprio lui in mezzo a tre uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. Ed eccoci con il nostro spazio dedicato al calcio con la redazione di cartacantaweb.it. Oggi è con noi Andrea da Trino. Ciao Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora Andrea, partiamo dal fatto epocale con cui ci siamo lasciati ieri con Massimo Canta e che poi si è consumato nella serata. Italia-Brasile del mondiale femminile. Al di là del risultato, ha vinto il Brasile, ma l'Italia è comunque qualificata come prima del girone. Io credo che il risultato più importante siano gli oltre 6 milioni di spettatori. Siamo ai livelli di una partita dell'Italia ai mondiali quasi. Sì, assolutamente, ma anche sul campo sembrerebbe di vedere una nazionale, insomma, di maschietti. L'Italia, al di là che sia il mondiale, della nazionale, sicuramente è diventato sempre più in crescita come sport, perché comunque il calcio femminile ha sempre avuto poca visibilità. Da quest'anno sicuramente è cresciuta, non solo con il campione italiano, ma poi essendoci anche appunto questi mondiali, l'Italia può mettersi in mostra e inaspettatamente ha passato il girone, anche perché Brasile e Australia erano e sono tuttora delle squadre che potevano concorrere al titolo, e quindi complimenti alle nostre ragazze. Hai detto bene, credo, una partita che non ha avuto niente da invidiare a quelle del campionato maschile. Vorrei sapere la tua opinione, insomma, da addetto ai lavori. Io ieri ho visto con piacere la partita e a un certo punto mi sono dimenticato che fosse calcio femminile, perché anche alcune cose che avevamo detto nelle scorse puntate, sempre con voi, ossia che alcuni spazi sono molto larghi, ieri non si è vista in realtà, è stata una partita di spazi a tratti serratissimi e anche a livello di potenza, di schemi, di tattica soprattutto. L'Italia era in campo in maniera veramente pregevole, copriva tutti gli spazi, tornava una Italia che sarebbe piaciuta credo ad Arrigo Sacchi per arrivare poi alla vostra homepage di oggi. Sì, esatto, anche perché io mi soffermerei sulla perdita di tempo, perché noi siamo sempre abituati sempre più ad assistere a partite ovviamente del calcio maschile che tante volte giocano più fuori dal rettangolo di gioco che dentro. Invece guardando le partite del calcio femminile ti accorgi che tutto questo non esiste, non c'è, si gioca, e quello alla fine è l'importante, anche perché forse così aumenta anche lo spettacolo, ed è quello che appunto i dati degli spettatori che sono stati comunque incollati davanti al televisore ne è la conseguenza. Le squadre giocano senza perdere tempo, giocano a viso aperto, non stanno a cischiare, non difendono il risultato. Ovviamente un po' di tattica c'è anche lì, indubbiamente, però si gioca senza troppi pensieri, insomma. Ecco, dicevamo Arrigo Sacchi perché anche oggi nella vostra homepage, dopo aver presentato il libro La Coppa degli Immortali, che cosa avrebbe secondo te da dire un allenatore come Arrigo Sacchi di fronte a questo calcio che si sta allargando in Italia? Forse è un po' in crisi di vertice, ma si sta allargando come base. Beh sì, ovviamente di cose se ne potrebbero dire tante, soprattutto uno che comunque ha scritto anche pagine importanti del calcio, non solo italiano ma europeo, comunque mondiale. Il calcio però è in evoluzione, e quindi come in evoluzione quello maschile, è in evoluzione di quello femminile,
e quindi sicuramente sarà sempre più in crescita. L'importante però, lo ripeto, è dare visibilità a questo mondo, perché non esiste solo da quest'anno, ma esiste da tanti anni. Certo, un po' il coronamento quest'anno. Abbiamo toccato il tema Sacchi, andiamo al Casa Milan, siamo ora al calcio di club, ovviamente tutto maschile e tutto pieno di problemi di bilancio, perché il Milan sembrerebbe intenzionato a concludere un accordo che insomma ha un sapore molto, molto amaro, perché in cambio di più flessibilità, sembra di parlare di politica, sui bilanci, il Milan rinuncerebbe a partecipare alle competizioni europee per l'anno prossimo. A che punto siamo lì? Siamo al punto che bisogna aspettare l'ufficialità, ovviamente, delle parti in causa. Sicuramente, se mi soffermo su quanto l'Europa League possa pesare ad una squadra italiana, forse è meglio così, fatemi passare il termine, anche perché comunque l'Europa League ha un altro appeal rispetto alla Champions League, ha altre entrate, e forse solo quest'anno gli italiani l'hanno presa sul serio e l'hanno presa veramente in considerazione. Il Milan probabilmente deciderà di fare così, rinuncia all'Europa League, però comunque i bilanci sono da mettere a posto e quindi bisognerà comunque presentare i conti tra qualche anno, come aveva fatto l'Inter, perché l'UEFA comunque ha dimostrato più volte di non perdonare, insomma, questi atteggiamenti. Mentre quale può essere però il senso di questo patteggiamento? Cioè, come si spiega dopo che c'è una nuova proprietà, dopo che insomma, che senso ha avuto allora fare tutta quella corsa l'anno scorso per qualificarsi in Champions? Cioè, non si rischia di falsare troppo il campo con questi artifizi? Sì, si falsa, anche perché comunque adesso molto probabilmente, se il Milan rinuncerà all'Europa League, ci andrà qualcun altro, in questo caso qua il Torino, che per come si era messa la classifica non se lo meriterebbe. Il Milan però ha rincorso fino all'ultima giornata la Champions League, perché, come ho detto prima, la Champions League ti dà tutta un'altra cosa rispetto all'Europa League. Purtroppo c'è nato della società nuova, della dirigenza, sicuramente comunque Scaroni, che è il nuovo presidente del Milan, ha preso in mano una situazione comunque deficitaria e quindi si sta cercando un po' di sistemare quello che è successo nel passato. L'unica cosa che si può fare è cercare di costruire per l'ennesima volta, anche perché comunque il Milan già qualche anno fa aveva investito tanto sul mercato, costruire una squadra giovane, ma costruire una squadra fatta di giocatori su cui comunque bisogna saper puntare su tanti anni, quindi prende un ciclo. Il Milan molto probabilmente ufficialerà Giampaolo nelle prossime ore, e quindi insomma è pronta per aprire questa nuova pagina, rinunciando ad una competizione europea, però provando ad entrare in quella che conta già dal prossimo anno. Ecco, questa è un po' la panoramica di una delle milanesi. Al volo, Andrea, ti chiedo una fotografia della tua specialità, ossia l'Inter. L'Inter si sta muovendo molto sul mercato, anche se circolano tanti nomi, ma in realtà di ufficialità ce ne sono ben poche, anzi non ce ne sono. Dopo aver costruito in fretta e furia comunque una buona base sotto l'aspetto dell'allenatore e di chi gli sta attorno, ora l'Inter deve puntare sul campo e quindi innanzitutto dovrà centrare le plusvalenze che sono necessarie per concludere il settlement agreement stipulato qualche anno fa con l'UEFA, e poi l'Inter avrà insomma meno catene e quindi potrà liberarsi un po' di più sul mercato. Però i nomi che circolano sono abbastanza importanti, quindi l'Inter sembra che voglia puntare a costruire una squadra insomma di primo livello. Andrea, ti ringrazio molto per questa chiacchierata anche oggi. Vi ricordo cartacantaweb.it per ogni aggiornamento. Grazie a voi, buon proseguimento. E noi torniamo invece con la seconda liturgia quotidiana, quella dedicata ai lavori della Lega in Parlamento, del gruppo Lega in Parlamento. Oggi è molto interessante perché c'è un convegno in Parlamento
che tocca un tema che, per carità, è un tema che non farà mai il titolo del Corriere della Sera, però fa la quotidianità di un sacco di persone, è un problema concreto, e la politica in qualche modo è sempre salutare quando lambisce, parla, divulga, addirittura offre soluzioni per problemi concreti. Quindi noi non abbiamo alcun problema ad annunciarvi, anzi con una certa fierezza, che un esponente della Lega si occupa anche di apnee nel sonno. Ovviamente stiamo malattie apnee ostruttive del quello che sto sonno. dicendo, infatti apnea del sonno è un eufemismo, ovviamente ci stiamo calando in una situazione cronica e clinica più, diciamo, delicata, però è uno di quegli argomenti di cui non sentirete parlare altrimenti che qui, probabilmente. Qui Parlamento. Cui si parla in realtà molto, ma che non è ancora riuscita a entrare appieno nell'ottica completa del nostro sistema sanitario nazionale. Parliamo di una patologia spesso subdola nelle sue manifestazioni, come dicevo prima, misconosciuta, spesso sono i familiari che praticamente spingono il paziente ad andare a farsi vedere. Io non mi fermerò molto nel descriverla, perché fortunatamente oggi abbiamo qua dei valentissimi esperti che ci illustreranno esattamente che cos'è l'OSAS, come si diagnostica, quali sono i percorsi terapeutici che si possono intraprendere, come i pazienti vanno seguiti e, nota dolente come sempre quando si parla di problemi sanitari, anche quali sono i costi per la cura di questa patologia, che comunque a mio parere sarebbero ampiamente ripagati dal fatto che, se questa patologia venisse curata e diagnosticata nel modo giusto, si potrebbero evitare molti incidenti sul lavoro, molte giornate di lavoro perse, si potrebbero anche evitare esiti per patologie correlate, poi penso che se ne parlerà a lungo, che spesso vengono, per le quali questa sindrome rappresenta la punta dell'iceberg, e grazie al fatto di diagnosticarla il paziente poi si sottopone a tutti quegli esami che possono portare a vedere che c'è una comorbilità di malattie dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiaco, eccetera. La risoluzione, e poi mi fermo qui, è volta proprio a far sì che questa, che a tutti gli effetti, anche secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha tutte le caratteristiche per essere classificata come sindrome, venga finalmente riconosciuta come una patologia cronica invalidante, perché il riconoscimento dal punto di vista delle procedure del nostro sistema sanitario nazionale è il passo indispensabile perché poi i pazienti che sono affetti da questa patologia possano seguire dei percorsi molto precisi per quello che riguarda la cura, la diagnosi, la terapia e anche il ristoro dal punto di vista economico della loro patologia. Nel 2016 la conferenza Stato-Regioni ha dettato delle linee guida sulla sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Purtroppo le linee guida e l'accordo stipulato in conferenza Stato-Regioni al momento è stato seguito e messo in atto soltanto dalla Regione Puglia,
nelle altre regioni non mi risulta che sia successo niente, ecco, direi che dobbiamo ripartire da qui, e cioè dal fatto che i responsabili sanitari delle regioni sanno perfettamente e riconoscono che esiste questo problema. Il Ministero della Salute altrettanto. Adesso bisogna fare i conseguenti passi legislativi perché finalmente l'OSAS venga riconosciuta come patologia cronica. Mi fermo qui perché questa volta diciamo che la interpretiamo così. Io con l'aiuto degli studiosi dell'OSAS ho presentato questa risoluzione per spingere il governo a prendere delle decisioni, ma voglio che a parlarne e a spiegare esattamente di che cosa si tratta
gente che ormai ama la musica giapponese. So anche... sai che stiamo creando dei mostri. Anche quelli da mo', però so che ci sono anche alcuni che non ne possono più di musica giapponese. Allora, se siete ascoltatori non abituali, e avete ragione, perché giustamente se siete gente che ogni tanto sente Radio Padania e se c'è la musica giapponese dice ma scusa, ma io voglio sentire una radio che mi parli di Matteo Salvini, delle robe dell'attualità, c'è la musica giapponese, io lo capisco se siete ascoltatori diciamo occasionali. Se siete affezionati invece no, perché se siete affezionati voi dovreste, come facciamo noi, come faccio io, ogni volta che c'è una canzone giapponese voi dovreste visualizzare, ricordare, tenere nel barattolo quel pezzettino di gioia che abbiamo salvato dalla sera delle elezioni europee. Non so se lo ricordate, ma la Lega alle elezioni europee ha preso il 34,4%. Ora, so che voti reali 9.200.000 e passa. Ecco, avete sentito, l'ha detto Carnelli. Io non ho le corde vocali per dire che la Lega ha preso 9 milioni, non ho la bocca abbastanza grande per dire che la Lega ha preso 9 milioni di voti. Ecco, tutta questa gioia noi non abbiamo fatto come la cicala che in una notte la spende tutta la sua gioia. No, noi l'abbiamo chiusa in un barattolo e ogni volta che sentiamo una canzone giapponese per noi è ancora un po' di gioia, un po' come se fosse la notte del 34%. Comunque, tra poco sentiremo le parole live di oggi di Matteo Salvini, il punto della situazione alla immediato subito dopo il Consiglio dei Ministri. Poi non perdetevi, a partire dalle 18 vi faremo sentire il quasi integrale dibattito in aula con il Premier Conte, quasi perché non ce ne vogliono, ma sono stati espunti per ragioni di tempo alcuni gruppi parlamentari, i minori più Europa, insomma i minori non me ne vogliano, anzi i minori sono sempre nel nostro cuore, noi siamo stati per tanto tempo minoranza al 4%. Sappiamo che tutti noi tifiamo per Yuri Zeller delle minoranze linguistiche. Lo so, i più belli da sentire di solito sono Yuri Zeller, no? Ecco, però abbiamo deciso di fare una roba un po' mainstream per starci nell'orario, dal momento che anche oggi purtroppo il nostro Pellegrin non ci sarà, quindi potrete sentire tra poco quanto detto da Conte e questa sera, ha annunciato Conte, ci sarà una riunione importante in Consiglio dei Ministri proprio per assestare il bilancio. Oggi sono anche usciti i temi di maturità, Ungaretti, Sciascia, ma anche la lotta alla mafia con il generale Dalla Chiesa, un bilancio del Novecento è un altro dei temi, e ancora la cronaca ci racconta di un'altra aggressione vicino all'Arena del Cinema America a Roma, è avvenuta la scorsa notte, ha preso di mira alcuni ragazzi del Cinema America, che è un cinema diciamo orientato a sinistra, e ci sono stati ancora una volta degli scontri, si teme che la matrice ovviamente possa essere di opposto estremismo. Alcuni sono già stati fermati con piena soddisfazione di Salvini, che ha detto insomma noi facciamo i fatti e non le chiacchiere contro questo genere di intolleranze. Poi il tema ArcelorMittal, anch'esso è sulle pagine, il DL crescita, è impossibile gestire Taranto, questa è la situazione, ossia l'ArcelorMittal se la prende con il decreto, perché se dovesse essere approvato nella sua formulazione attuale la disposizione relativa allo stabilimento di Taranto pregiudicherebbe per chiunque la capacità di gestire l'impianto. Insomma, vedete, quando interviene un'azienda straniera poi fa valere anche il suo peso politico, e nel caso di Taranto siamo all'interno di un guazzabuglio dove non ultima direi viene la salute delle persone. Ancora sono scontri tra Lega e 5 Stelle, questa volta sulla questione RAI, votata una mozione insieme al PD da parte del Movimento 5 Stelle sul doppio incarico di Marcello Foa, quindi vedete continuano questi assestamenti, se vogliamo usare un eufemismo, tra Lega e Movimento 5 Stelle. Si parla ancora dei minibot, Tria dice i minibot non servono e nessuno vuole uscire dall'euro, questa è un'altra questione molto importante. C'è ovviamente ancora apprensione per la salute di Andrea Camilleri, lo scrittore che in questo momento
è insomma in prognosi riservata in condizioni definite critiche dai medici. E poi al largo di Lampedusa c'è sempre la nave Sea-Watch che tenta o continua a chiedere un lasciapassare legale per entrare in Italia, un lasciapassare che viene negato dal governo nella sua interezza, perché ha violato tutta una serie di disposizioni che peraltro sono quelle contenute nel cosiddetto decreto sicurezza bis. Queste sono non tutte, ma più o meno tutte le principali questioni che ci sono in ballo in questo momento. Sono questioni, come avete sentito, che riguardano la cronaca, che riguardano la politica, che riguardano anche la cultura. Sono molte, e tra poco, subito dopo la parte che dedicheremo alle parole autentiche di Matteo Salvini, che farà anch'egli il punto su alcune di queste questioni, apriremo le linee per l'ultima parte di trasmissione a tutti voi e a tutte voi, e sceglierete insomma dove far calare i vostri assi. Ultimo ma non ultimo, continua ovviamente il travaglio all'interno del massimo organo della magistratura dopo il caso Palamara, intrecci e contatti tra la dirigenza del PD e i magistrati per definire titolarità di procure e quant'altro. Anche questo c'è tutto in queste giornate che cerchiamo di raccontarci insieme. Tra poco, dopo una pausa, sentiremo Salvini e poi le vostre parole. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati su Radio Padania Libera. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Va ora in onda la rassegna stampa Di Giulio Cainarca. Direttore. Mi raccomando, diciamoglielo tutti, perché sei Giulio Cainarca. Non telefonate quando torna Giulio. Giulio c'è. Non è mai andato via. E tutte le mattine dalle 7:30 alle 9:30. Però Pinti non parla. Mai, non parlo mai. E se per caso ci sono io, non telefonate per chiedere quando torna Cainarca. Avete capito? Perché ho preso il pullman alle 5 per venire da voi. Sulla notizia, storica trasmissione condotta da Matteo Salvini. Ma perché non vi rassegnate? Perché andiamo avanti a fare moschee, fare tutto, facciamo tutto quello che vogliamo. E la conduce Giulio Cainarca dalle 9:30 alle 10:30. Sei un lecchino, Antonio, smetti di dire la conduce Giulio Cainarca, lo sanno, il direttore. Avete detto tutto voi. È una trasmissione dove potete telefonare, WhatsApp
whatsappare, smsare, tutto quello che volete. Solo pagani, buona mattinata a tutti. Onda Libera. Per l'Antonio, Onda Libera, la trasmissione condotta da Antonio Verna. La storica trasmissione di Antonio Verna su Radio Padania, Onda Libera, chi non la conosce? No, è bellissima, che tempi, quando Antonio Verna conduceva nel 73 Onda Libera, baby. Ma che nel 73, oggi insieme sia quell'altro, come si chiama? Giulio Gainarca. Sì, alle 10:40, alle 10:40, sì. 10:40 del mattino. Fino a mezzogiorno. Ah, che bello! Potere al popolo! Sammy! Parapapà, dalle 14 alle 16. Bidi bodi, buppa parappa, bidi bodi, yeppa parappa. Puro territorio! Sono Giovanna della Mondoflex! Ciao Giovanna! La trasmissione Rebelot di Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano? Sì, è Marco Pinti, Sammy. Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano, più vero, lo sguardo sincero. Il riverente potrebbe essere anche il titolo della trasmissione. Ma parla, di qualcosa. Di qualcosa. Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16:30. I wanna everybody say, I wanna be. Duraminga. Il Duraminga nel disco della settimana, sì. Il punto politico di Pierluigi Pellegrin, un bicchierino di grappa davanti al camino. Dalle 19 alle 21 ogni pomeriggio. I genetriaci, mai più senza, e tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali. Pierluigi Pellegrin. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine, vi ringrazio con tutto il cuore e dal profondo. Allora adesso ti faccio arrabbiare. Tu. Questo me lo togliete di mezzo. Siamo nati facendo filo diretto con tutti voi. Pronto, sono Enrico da Vimodrone. Io mi sono rotto le balle di questa situazione. Fai cadere la... Maria, toccatemi Iacco, volevo sapere a che ora... La specialità della casa, la specialità della casa. Gli ascoltatori in prima linea. Senza filtri né censura. Sono Giacomo da Brescia, ho scoperto una connessione tra il Bindenberg e il prosciutto crudo. RPL, la rivoluzione è appena iniziata. E Lucia ci scrive: questa musica giapponese è orribile, ma volete che non vi ascolti più nessuno? E poi ci scrive: manca sempre di più la diretta con noi ascoltatori, che faremo in realtà tra una decina di minuti, che faremo domani, insomma, che facciamo in continuazione, mi sembra, il Rebelot. A volte insomma ho il problema opposto, nel senso mi viene detto e in qualche modo anch'io dico però forse dovremmo fare più approfondimenti. Comunque Lucia, critiche accettate, anche se come sai io preferisco i complimenti, ma una volta ho visto una bellissima maglietta e c'era scritto: se volevo piacere a tutti mi sarei chiamato Nutella, e quindi quella maglietta mi ha psicanalizzato, da allora non sono più lo stesso, fortunatamente per me e forse anche per la Nutella. A proposito di Nutella, chi è riuscito a fare della Nutella un caso politico? Salvini. Chi vi facciamo sentire? Salvini. Buon mercoledì amiche e amici, ben ritrovati in diretta. Qualche minuto sono ingiaccato, incravattato perché ho avuto mattinata di incontri al Ministero dell'Interno. Sarò a pranzo con altri ministri al Quirinale, ospite il Presidente della Repubblica per parlare dei prossimi appuntamenti europei e internazionali, però siccome c'era una ventina di minuti avevo l'opzione o far due passi o stare con voi. Stiamo con voi con un po' di verde che porta un po' di fresco. Innanzitutto in bocca al lupo, in bocca al lupo, in bocca al lupo ai maturandi e alle maturande, buon lavoro alle commissioni, ai prof, ai bidelli, assistenti scolastici, a tutti coloro che renderanno eccezionale, indimenticabile per 500.000 di studenti queste settimane di fatica, di poca dormita, però poi di gioia, e sono momenti che vi ricorderete. Io me lo ricordo ancora oggi, quello che feci al liceo classico Alessandro Manzoni, ormai stiamo parlando probabilmente del 92, quindi 27 anni fa. Mamma mia, cosa è successo nel frattempo, però in bocca al lupo. Io probabilmente mi sarei lanciato sul tema o su Bartali o sul generale Dalla Chiesa, quindi attualità. Bartali o Dalla Chiesa, con tutto rispetto per Ungaretti e per le altre proposte. Veniamo al momento di oggi. Grazie intanto ai giornalisti che hanno seguito il mio viaggio negli Stati Uniti, toccata e fuga di 24 ore, però incontri molto utili col vicepresidente degli Stati Uniti d'America, col segretario di Stato che è il ministro degli esteri che si occupa di quello che accade in giro per il mondo. Ho letto resoconti
bizzarri su alcuni giornali italiani. Salvini va a prendere ordini sul gasdotto, su cui, ma figurati, siamo andati a confrontarci, ovviamente sono tante idee comuni. La riforma fiscale di Trump è eccezionale dal mio punto di vista e stiamo lavorando giorno e notte con i nostri tecnici per portare uno shock fiscale, taglio delle tasse, taglio della burocrazia, rilancio degli investimenti anche in Italia, perché altrimenti si passeggia. Io non voglio un paese che passeggia, anche perché i lavoratori italiani, gli imprenditori italiani, i giovani italiani sono fra i migliori al mondo. Quando vai negli Stati Uniti, ma quando vai in Estremo Oriente, quando vai in Russia, quando vai in Sud America, trovi sempre ricercatori italiani, ristoratori italiani, avvocati italiani, architetti, docenti universitari, medici. Ebbene, se riuscissimo a tenere qua una parte di questo patrimonio di energia, di testa, di cuore, di italianità, avremo un paese che corre. Per farlo occorre pagare di più e meglio gli stipendi, occorre tagliare le tasse alle imprese che creano ricchezza. Quindi sono convinto che l'Unione Europea permetterà all'Italia di crescere, di correre. Magari qualcuno ha paura di un'industria italiana che compete ad armi pari coi tedeschi o coi francesi, perché non siamo secondi a nessuno. Ecco, ad armi pari stavo dicendo, perché alcune norme europee, alcuni vincoli europei, alcune direttive europee sono state studiate a tavolino per aiutare qualcuno a Berlino o a Parigi e per fregare tutti gli altri. Ecco, governi complici, governi ignoranti, governi fessi non ce ne sono più. Ci avete dato forza anche il mese scorso alle elezioni europee per chiedere un cambiamento, più lavoro, più coraggio, più speranza. Negli Stati Uniti ho ritrovato quell'orgoglio, quella voglia di crescere, di investire, di innovare, di assumere. Bello. Ovviamente abbiamo parlato di sicurezza, di immigrazione, e fa piacere raccogliere complimenti in giro per il mondo per la linea, non dico dura, ma seria, rigorosa, orgogliosa di controllo dell'immigrazione. Domani è la giornata mondiale del rifugiato. A me il rifugiato vero ovviamente non pone alcun problema, anzi, il problema erano le centinaia di migliaia di furbi, di delinquenti, di spacciatori, di fuorilegge che arrivavano in Italia a far casino, a imporre il loro modo di vivere incompatibile con i nostri diritti e le nostre libertà. Ebbene, viva i rifugiati veri, che non sono neanche il 10% di quelli che arrivano in Italia. Per tutti gli altri non c'è spazio. Un saluto all'equipaggio della Sea-Watch, se ci sta guardando, che evidentemente delle leggi se ne frega. In Italia non si arriva, è una ONG olandese, la barca a bandiera olandese e l'ONG è tedesca. Decidano Olanda e Germania chi vince il carico di clandestini, con i conseguenti problemi di questa ONG che se ne è fregata delle leggi e anche delle vite, perché ormai sono da giorni e giorni in giro per il Mediterraneo, sarebbero già arrivati o in Libia o in Tunisia oppure in Olanda oppure in Germania. In Italia no, col mio permesso e col mio consenso sicuramente no. Sulla RAI penso sia finalmente giunto il momento di entrare nel merito del vero cambiamento, quindi tagliare i mega stipendi e ridiscutere anche il modello organizzativo della RAI, premiando i tantissimi lavoratori interni che sono assolutamente professionisti eccellenti, e non si capisce perché appunto occorra sempre affidarsi ad agenti esterni, a produzioni esterne, milioni e milioni, magari perché Tizio è amico di Caio, è cugino di Sempronio, è stato l'amante, l'amico, il cugino. No, merito anche nella pubblica amministrazione. Una grande riforma su cui stiamo lavorando è portare il merito anche nella pubblica amministrazione, e la RAI è una grande azienda pubblica. Ci sono tanti dipendenti pubblici che lavorano bene, dovrebbero essere premiati e incentivati nel loro lavoro. Ce ne sono altri che non fanno assolutamente nulla e dovrebbero poter essere licenziati, come capita nelle aziende private. Questo è l'obiettivo. Sarà facile da raggiungere? No, ma a noi le cose facili non piacciono. Un occhio all'agenda prima di rituffarmi nel proseguio di una giornata che finisce stasera con un Consiglio dei Ministri su cui vi aggiorneremo in
diretta, sarò ancora domani a Roma, poi conto di essere venerdì a Milano al Festival del Lavoro, organizzato dai consulenti del lavoro all'Auditorium, e poi conto di essere nei prossimi giorni in giro a visitare alcune realtà italiane. Vado a memoria, sarò a Genova, spero di essere a Genova, anzi conto di essere a Genova venerdì 28 giugno per l'abbattimento definitivo di quello che rimane del vecchio ponte, per procedere con un'altra promessa che vogliamo mantenere nei tempi e nei modi, con la costruzione di un nuovo ponte, una promessa che abbiamo fatto ai genovesi e agli italiani. Sarò il 27 giugno a Milano e poi in serata a Treviglio, sarò il 30 giugno in serata a Cantù. Abbiamo in agenda per settimana prossima alcune iniziative: Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, per occuparci dei temi di criminalità in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Lunedì 24 sarò col cuore in Svizzera, a Losanna, perché ci sarà l'assegnazione delle Olimpiadi e la contesa è fra Italia e Svezia. Mi raccomando, tifare, e che i membri del Comitato Olimpico votino bene, perché per l'Italia sarebbe un'occasione eccezionale. Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026 porterebbero un indotto di immagine, di business, di turismo, di giovani, di eventi sportivi, di impianti sportivi rinnovati che ci riempirebbe di orgoglio, ma anche di fatturato, per dirla ovviamente come va detta. Non stiamo passando le giornate nella noia, anzi, sempre settimana prossima conto di chiudere l'accordo con i gestori delle discoteche e dei locali da ballo per un divertimento sicuro. Ci avviciniamo all'estate e quindi ci si può divertire anche senza sballarsi con questa o con quella sostanza. Quindi l'operazione Mare Sicuro e Laghi Sicuri è già stata finanziata. Per il prossimo anno scolastico abbiamo rifinanziato anche Scuole Sicure, per andare a beccare gli spacciatori di droghe e di morte che vendono appunto morte ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Chiudo come ho cominciato: in bocca al lupo. Se magari siete già tornati a casa in pausa pranzo dopo aver fatto la prova della maturità, godetevela, perché ve la ricorderete per gli anni a seguire. E grazie sempre a voi che siete su questa pagina, che mi permettete di avere un dialogo diretto senza le mediazioni, a volte le bufale, a volte le invenzioni, a volte le menzogne di alcuni giornali che passano il tempo parlando male di me e di voi. Però più ci attaccano, più ci aiutano. Mando un bacione a tutti voi e vi aggiorno nel corso della giornata su come sto impiegando il tempo, visto che lo stipendio me lo pagate voi, e conto di guadagnarmelo non con le parole ma coi fatti e coi fatti. E noi torniamo in diretta invece con le parole, perché quelle sono il nutrimento della radio. Se volete, le linee sono già aperte e libere allo 0266 20 35 29. 10 minuti oggi, domani vedremo di dedicarne ancora di più, e poi venerdì ancora di più, per le vostre osservazioni. Che cosa succede nel radar di questa giornata? Al centro del nostro quadrante c'è sicuramente la contesa tra Italia e Europa per la procedura di infrazione, per la questione insomma relativa all'eccessivo debito che viene imputata all'Italia, e la risposta ferma del governo di Salvini, ma anche di Di Maio, del Premier Conte, con diverse sfumature, ma tutti fermi sul mantenere una linea di trattativa serrata con l'Europa, insomma di non abbassare la testa e di non chinarsi a quello che ha da alterne interpretazioni, però può sembrare da un diktat, passando invece per altri che invece parlano insomma di pressioni internazionali a cui comunque si intende reagire. C'è invece una spaccatura sul fronte governo e forze politiche che lo sostengono, ossia tra il ministro Tria, che ha sconfessato lo strumento dei minibot, e Lega e Movimento 5 Stelle, che invece ne sono assertori, e poi Marcello Foa, che oggi ha conosciuto un voto contrario in commissione di vigilanza per il suo doppio incarico grazie all'asse Movimento 5 Stelle PD. A queste, che sono, se volete, le questioni che abbiamo di fronte, che fanno parte del paniere della politica, si unisce la nave Sea-Watch, che è ancora al largo e che chiede di entrare legalmente in Italia, una richiesta che però, come avete appena sentito anche da Salvini, viene respinta al mittente da parte di tutto il governo. Ci sono stati in realtà anche dei piccoli sbarchi in Sardegna, sempre nella giornata di oggi, mentre se
sempre nel nostro radar c'è anche la questione del CSM con lo scandalo Palamara e soci, ossia commistioni tra magistratura e Partito Democratico per la titolarità di alcune procure, di alcune inchieste molto delicate. Una di queste peraltro vedeva proprio indagato, imputato l'ex ministro Lotti. Queste le questioni, potete entrare ovviamente dove volete voi allo 02 66 20 35 29. Pronto? Sì, ciao, benvenuta. Ciao, sono Anna da Verona. Ciao Anna, eccoti. Ciao Marco. Senti, io capisco tutto, cioè non chiuso i porti, chiuso questo, chiuso l'altro, a parte che poi arrivano dalla Germania vagonate e poi arrivano i barchini a destra e a manca, per cui ne arrivano sempre tanti. Ma con i rimpatri ci siamo oppure siamo ancora lì che aspettiamo di fare accordi? Perché a un certo punto non mi sembra di sentir parlare di grossi numeri di rimpatri. Di questi non se ne parla mai? Grazie Anna da Verona. Telegrafico, il rimpatrio ha bisogno di un accordo bilaterale ed è ovvio che non è conveniente per il paese che vede rimpatriarsi generalmente i suoi immigrati o in alcuni casi anche i suoi persone che hanno suoi delinquenti, insomma persone che hanno compiuto dei reati nel caso dei rimpatri giudiziari, quindi sono molto difficili questi accordi ed è per questo che non si riescono ancora a fare. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Grazie, salve, sono Mario. Ciao Mario, benvenuto. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. E un abbraccio a te, grazie Mario. Scusami caro, io posso darti tu? Certo. Volevo fare una dimostranza nei confronti, diciamo, dei vertici della Lega riguardo un organo famoso, diciamo, una volta si diceva volgarmente la radio dei padroni, adesso è Radio 24, la radio di Confindustria. Lì c'è un personaggio, Oscar Giannino, a parte il fatto che in un paese normale uno come quello non dovrebbe più fare il giornalista, perché uno che si intesta titoli accademici che non aveva, pensi che in altri paesi solo perché aver copiato una tesi di laurea praticamente si dimettono i ministri, va bene, è parte, siamo in Italia. Ma io la settimana, e siccome 3-4 volte che lo sento, ormai è diventata la radio completa, è diventata Radio Giannini, fa degli speciali solo sulla Lega, sì? Una volta il libro nero della Lega, la settimana scorsa si è raggiunto proprio il culmine, i demoni della Lega. I demoni, che bello! I demoni. I demoni della Lega. Ma nel senso figurato o nel senso che abbiamo... No, i demoni della Lega ha chiamato l'autore, il giornalista tal Claudio Gatti, sì? È successo in un programma che va in onda tra le 4 e le 5 del pomeriggio, sì? Senza contraddittorio, senza difesa, praticamente dicendo che da tutta l'ora la Lega è infestata, infiltrata da nazisti. Nazisti, sì. Sì, nazisti. Sì, ci hanno beccato. Sì, no, da nazisti che ha il soldo di Putin. Al soldo di Putin, certo siamo soldi dalla Russia. È tutto vero. Poi ha fatto altri programmi in cui il libro nero della Lega di 49 milioni, di sciugato e denaro. Pure quelli, sì. Io non capisco una cosa, perché scusami, tu mi dai a me del cialtrone, dello spregiudicato, del ladro, del cosa, io te non ci parlo. Io ho fatto una richiesta, vorrei fare gentilmente una richiesta. Se qualcuno della Lega va ancora ospite dal primo ministro, vice primo ministro, fino all'ultimo consiglieri comunali in quella radio, in cui viene attaccato pesantemente, insultato pesantemente, diffamato pesantemente, io non voterò più la Lega, voto sempre a destra perché sono di quell'area lì, ma magari lo darò a un partito vicino, perché non è possibile che nessuno a livelli della Lega si faccia sentire Radio 24, forse per timore di qualche cosa, perché la radio di Confindustria certo, poi adesso lasciami dire, al di là degli scherzi, che un emittente privata fa poi quello che vuole, no? Come noi, e ognuno poi decide cosa ascoltare. Grazie al nostro amico D'Arieti. 0266 20 35 29. Colgo anche l'occasione per una cosa che ha buttato lì alla fine il nostro amico sul voto. Fate bene a dirci io voto la Lega, io non voto più la Lega, però sappiate che la linea è voi votate quello che volete voi, non mettetela dentro
contro dei condizionali che peraltro generalmente sono fuori dalla nostra portata. Se succedesse questo, insomma, votate come vi pare, che cosa volete voi. Io poi questa la dico seria, mentre più scherzosamente dico votate pure qualcos'altro, se vi trovate bene votate qualcos'altro, io non giudico. 0266 20 35 29, linee aperte libere. Interessante che le prime due telefonate siano cascate fuori da quello che a mio giudizio era il radar di questa giornata, ossia lo scontro con l'Europa, i mini bot, la Sea-Watch, i CSM. Invece no, una sui rimpatri e l'altra su una demonizzazione della Lega che viene fatta insomma in molte trasmissioni, devo dire anche a volte con un certo imbarazzo. Io provo un certo imbarazzo per i conduttori, perché qui siamo su Radio Padania, ma è raro, no? Sentire che ci sia, che ne so, due ospiti che parlano male del PD, ma anche solo uno. Cioè fare delle trasmissioni apposta per parlare male del PD non mi viene in mente, e se mi venisse in mente Cainarca direbbe ma sei scemo, ecco, non perché noi siamo chissà quanto bravi, però a volte ho degli imbarazzi io per queste persone che ci ha un po' figurato il nostro amico, dico ma come fanno a far su una trasmissione così? Oppure con quelle sproporzioni. Le migliori sono, ne approfitto perché non state telefonando, poi appena telefonate do la linea a voi. Le migliori sono quelle dove ci sono quattro opinionisti di vario grado e tutti che parlano male di Salvini, e sembra una terapia di gruppo, non so, di persone ossessionate da questa figura. E io ho contato una volta, hanno parlato per 20 minuti solo di Salvini e ogni opinionista diceva la parola Salvini nei primi 30 secondi del suo intervento, quindi non è che veniva citato. Questo è stato subito dopo le elezioni europee. Avevo fatto questo esperimento per una settimana. Purtroppo non ho preso bene nota, quindi non so se può avere valenza scientifica, però fidatevi, insomma, lo facevo così da spettatore e niente, andava così, dicevano tutti Salvini. Il record, l'unico che era riuscito a resistere 1 minuto e mezzo senza dire la parola Salvini, ma poi l'aveva detta, era stato Pierluigi Bersani. Ma prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuta. Ciao, sono Marisa. Ciao Marisa, eccoti qua. Ascolta, tu hai ragione. Ma secondo me parlano di Salvini per evitare di parlare del programma della Lega, perché se gli italiani sentissero il programma della Lega oltre agli extracomunitari prenderebbe ancora di più. Comunque il signore di prima protestava sul fatto, su quello sono d'accordo, che i nostri vadano a quelle trasmissioni lì a farsi insultare e non reagiscano, soprattutto perché succede tantissime volte a Radio 24 che vanno lì a farsi dare di tutto e di più quando ci vanno. A volte lo fanno anche quando non ci sono, insomma un minimo di reazione ci vorrebbe. Adesso non dico di cadere al loro livello, però almeno di dire ragazzo, guarda che anche un cane bravo, se continui a abbaiargli contro, a morsicarlo eccetera eccetera, prima o poi si ribella. Forse sarebbe ora che ci ribellassimo anche noi. Ciao. Capito. Grazie mille, abbiamo ancora tempo per una telefonata allo 0266 20 35 29, ma deve proprio arrivare adesso perché stiamo andando a sbattere verso la fine. Vediamo chi ci ha scritto. Non sei una voce nella mia testa, allora sei un demone leghista e sono posseduto. Si cerca Don Giorgio De Capitani per un esorcismo. Anche qui Don Giorgio De Capitani, per chi non lo sapesse, è un prete che ha particolare amore per Salvini. Secondo me però è tutta insomma una questione si sente un po' trascurato. Avremmo la sigla in sottofondo, ma posso provare a farla io dopo tanti anni. Ormai. State